Buongiorno da Renzo Micheletto e ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Veneto Agricoltura Channel. Questa puntata parleremo di innovazione in agricoltura e lo faremo perché parleremo di PEI, i partenariati europei per l'innovazione. E nello specifico, in questo caso, siamo in collegamento con il dottor Ivan Furlanetto, che è capofila del PEI Dig Control. Buongiorno, dottor Furlanetto. Subito le chiedo cos'è questo Dig Control? Allora, il titolo, l'acronimo DIG Control sta a significare controllo del digestato, la parola molto semplice. È un progetto dimostrativo per la sperimentazione delle tecniche di distribuzione controllata dei digestati agricoli, quindi agrozootecnici agroindustriali, con l'utilizzo di anche inibitori della nitrificazione. Ecco, ricordiamo che questo gruppo operativo Dig Control agisce nell'ambito, come ho già accennato in apertura, dei PEI, Partenariato Europeo per l'Innovazione. Cos'è il PEI esattamente? Sono dei gruppi di lavoro che vengono, che partono, diciamo, dall'Unione Europea, che si concentrano, fanno alcuni focus su aree tematiche e uno di questi è il settore agricolo. In questo caso il gruppo, il progetto Dig Control si va a posizionare sul PEI che riguarda la migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione appunto dei fertilizzanti chimici, organici e anche dei pesticidi. Ecco, senta, chi fa parte di questo gruppo operativo? Mi sembra ci sia un plateau ampio. Chi fa parte? Allora, il gruppo operativo Dig Control prevede, il gruppo operativo in generale prevede sempre un soggetto capofila, che in questo caso è l'Agricola Sant'Ilario, che è la società agricola a responsabilità limitata, che è il capofila del progetto, e poi ci sono diversi partner, diciamo, scientifici, che sono l'Università degli Studi di Padova, il Dipartimento DAFNAE di Agronomia, l'ARPAV, quindi l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto, e poi sono presenti invece i partner tecnici che sono IT Photonics, che è il partner tecnico-tecnologico che mette a disposizione il NIR per la gestione, diciamo, per raccogliere parte dei dati. Naturalmente poi c'è anche il partner divulgativo, che è Confagricoltura Veneto, e poi abbiamo le aziende agricole che mettono a disposizione i terreni per le prove su larga scala del progetto di controllo. Bene, quindi ricapitolando proprio in due parole, ricordiamo che questo gruppo operativo Dig Control punta come dire, il progetto punta a razionalizzare la distribuzione della sostanza organica nel terreno. Eh, Possiamo entrare un attimo più nei dettagli per capire esattamente cosa state facendo e dove state provando questo? Allora, il progetto, iniziato ormai 4 anni fa, è nato da un'esigenza concreta che è quella di sfruttare al massimo le potenzialità della disponibilità di sostanza organica che abbiamo in Veneto. Molto spesso la sostanza organica dei terreni del Veneto è sotto l'1%, quindi questi sono dati anche appunto che arrivano dall'ARPAV stessa, e quindi si sente la necessità anche in agricoltura di sfruttare il potenziale della sostanza organica. Allora noi con questo progetto abbiamo deciso di lavorare per far capire, far comprendere agli agricoltori che esiste un'alternativa alla concimazione chimica che è data proprio dalla concimazione organica. Ma non ci siamo fermati a questo primo punto.
Abbiamo detto, facciamo sì che questa concimazione organica diventi alla portata di tutti e sia ambientalmente sostenibile. Quindi come abbiamo sviluppato il progetto? Lo abbiamo sviluppato prendendo 3 aziende agricole in 3 areali diversi. Dove questo? In quali areali? Allora, abbiamo preso un'azienda nel Veronese, a Salizzole, quindi nell'alveo diciamo, dell'Adige, un'azienda a Casale di Scodosia, quindi a Padova, nel Padovano, e un'azienda invece nel Veneziano, quindi a Mira. Quali sono? Ogni azienda agricola mette a disposizione circa 25 ettari. Noi come gruppo operativo abbiamo deciso di dividere ciascuna azienda in sei tesi sperimentali. La prima tesi sperimentale riguarda una porzione di terreno dove viene fatta la pura concimazione minerale. E la seconda porzione di terreno per ciascuna azienda nella seconda porzione viene fatta concimazione minerale a rateo variabile. Nella terza porzione di terreno viene fatta concimazione con digestato liquido con l'inibitore della nitrificazione. Poi nella quarta porzione di terreno abbiamo fatto concimazione con digestato solido. Nella quinta porzione di terreno abbiamo fatto concimazione a dose variabile col digestato senza inibitore e nella sesta porzione di terreno abbiamo fatto concimazione a dose variabile con il digestato ma con l'inibitore della nitrificazione. Ecco, dopo 4 anni di prove, quali sono i risultati ad oggi che potete così presentare? Allora, risultati che si possono presentare adesso sono ogni anno. Allora, volevo dire una cosa. Innanzitutto che qual è l'avvicendamento culturale. Quindi in tutti questi terreni delle 3 aziende agricole sono stati seminati in alternanza frumento e mais di secondo raccolto per 4 anni. Questa alternanza di materiale, scusate, di colture, ha fatto sì che abbiamo potuto vedere che rispetto alla concimazione minerale, la concimazione organica consente una maggiore resa produttiva sia nell'autunno verlino che nel mais di secondo raccolto. Ma utilizzando la dose variabile, quindi variando la quantità anche di sostanza organica all'interno del terreno nelle varie zone, abbiamo potuto aumentare le rese proprio grazie a questa tecnologia qua. Una cosa importantissima che fa sì che questo progetto diventi poi alla portata di tutti gli agricoltori è l'utilizzo del NIR, del Near Infrared, quindi di questo sensore che installato sulle macchine per la distribuzione del digestato fanno sì che misurino on the go, cioè durante l'avanzamento, che misurino la quantità di azoto disponibile e così facendo posso variare i metri cubi di materiale di digestato distribuibili a seconda delle caratteristiche del terreno. Senta, noi adesso il tempo a disposizione che abbiamo si sta concludendo, però volevo chiedere 2 cose. La prima, avete un sito internet dove chi volesse approfondire questo tema può trovare utili informazioni? Per qualsiasi informazione è disponibile il nostro sito che è www.digcontrol.it. Bene, sì, abbiamo un po' concluso, abbiamo un po' fatto il punto
su un argomento davvero molto interessante. Chi volesse approfondire è stato indicato anche il sito internet. Ricordiamo che siamo stati in collegamento con il dottor Ivan Furlanetto, che è il capofila del gruppo operativo DIG Control, che è un partenariato europeo per l'innovazione. Un argomento davvero molto interessante. Ringraziamo il dottor Furlanetto, noi invece ci diamo appuntamento per un prossimo approfondimento. Un arrivederci a tutti.